In pochi giorni 2 casi che hanno terremotato la politica veneta arrivano a un epilogo giudiziario. Oltre all'udienza preliminare legata agli appalti del Mose, è arrivata sentenza davanti al GUP Marta Paccagnella anche il filone della vicenda giudiziaria sulla gestione dei rifiuti in Veneto, con una sentenza di condanna con rito abbreviato a 3 anni di reclusione per Fabio Fior, il dirigente regionale dominus delle concessioni in materia di rifiuti, accusato di abuso d'ufficio. Decadute invece le accuse di peculato e induzione indebita a suo carico, non c'erano prove sufficienti ed ora i legali del dirigente hanno già annunciato l'intenzione di ricorrere, una volta lette le motivazioni della sentenza, in appello. Il dirigente regionale è stato l'unico a scegliere il giudizio abbreviato, mentre avevano già patteggiato Maria del Svaldi, 10 mesi e 20 giorni, e Sebastiano Strano, 9 mesi e 10 giorni, collegati a lui. La regione, parte civile, dovrà essere risarcita da Fior con 300.000 euro. Il processo per gli altri imputati rinviati a giudizio è invece fissato per il prossimo 20 gennaio e in quella data dovrà comparire di fronte al giudice anche l'ex assessore regionale all'ambiente Giancarlo Conta, accusato di abuso d'ufficio per aver autorizzato appalti senza gara al Consorzio Venezia Nuova e al magistrato alle acque, per cui compariranno anche i 2 ex presidenti Maria Giovanna Piva e Patrizio Cuccioletta, entrambi coinvolti anche nel processo Mose, così come l'ex assessore regionale Renato Chisso, che ha patteggiato le accuse in entrambi i procedimenti, insieme a una serie di ex segretari e dirigenti di regione e del Consorzio Venezia Nuova e ai titolari delle aziende che secondo l'accusa sarebbero state favorite da Fior nell'assegnazione senza gara.